E buongiorno a tutti e ben trovati ad una nuova live di Reni Retro. Salve, salve, sfarfallano un po' le telecamere perché mi sa che non sono proprio compatibili per stare contemporaneamente su schermo. Buongiorno, sono le 11:47 di questo 9 gennaio 2025, quindi è la terza live consecutiva che facciamo. Bene, bene, sono contento. Spero con tutto il cuore che vi piaccia questa nuova, diciamo, idea che ho avuto di andare live praticamente tutti i giorni. Oggi dobbiamo fare una cosa un po' diversa dal solito, dai soliti sfogliamo insieme e simili, insomma, perché dobbiamo, allora, un attimino solo che devo mettere anche sulla televisione, un attimino, ci vuole un secondo, ci vuole proprio un secondo. Dicevo, dobbiamo fare una cosa diversa perché qualche giorno fa, 3, 4, 5 giorni fa, ho notato che il mio NAS non si accendeva più. Il NAS, quello che abbiamo fatto insieme, quello con Windows 11, è un PC molto vecchio, come già vi ho detto. Purtroppo ste app diciamo, delle televisioni non si aggiornano in tempo reale, quindi non si vede la live. Allora, eccola qui la live. Siamo in live, ok, sì, funziona bene. Vediamo chat in live, così dovrebbe essere selezionata, dovrebbe comparire. Va bene. Allora, salutiamo già Max DJ77. Ciao Max, Massimiliano che si è connesso e anche Michele Rizzardi. Ciao Renato, buongiorno. Finalmente non riesco, ti trovo online. In questi giorni mi sono recuperato le ultime live in differita. Fatto benissimo, grazie Michele. E salutiamo ovviamente, vediamo un po', sì, perché mi si blocca questa seconda telecamera. Allora, dicevamo, torniamo a monte. Un saluto a Max DJ 7793. Cercatelo su YouTube, aiutiamolo a raggiungere in brevissimo tempo i 1000 follower, così anche lui farà il salto dall'altra parte dei 1000, diciamo così. Su YouTube 1000 follower è un traguardo che poi ti apre delle strade. Io per adesso ho preferito non percorrere, anche perché i miei contenuti difficilmente sono monetizzabili, ma lui fa dei video molto divertenti che vanno fortissimo anche sulle altre piattaforme come possono essere Instagram, TikTok e Facebook, ok? Quindi Max continua così e andatelo a seguire chi vede questo video sia in live sia in differita dopo come video normale. Dobbiamo andare a vedere che cosa ha. Questo è un PC, è un Core 2 Duo, mi sembra che sia del 2010, boh, è vecchio, molto vecchio, perché c'è anche l'adesivo Morena Computer, questo giallo, voi non lo riuscite a vedere bene, ma qui c'è un adesivo giallo che c'è scritto Morena Computer con tutti i recapiti dell'epoca. Morena Computer io ce l'ho avuto dal 2010 al 2014, quindi è antecedente al 2014. È un Core 2 Duo, dicevo, È un Core 2 Duo. Allora, qui mi sono già attrezzato, poi uno pensa che per fare una live ci vogliono 5 minuti, devi mettere un monitor, devi mettere una tastiera, te devi organizzare con un mouse, devi mettere una doppia spina, un qualcosa dove attaccare la corrente. Insomma, ci sono determinate cose da fare, quindi non è proprio semplice organizzare una live, però un'altra telecamera lì che inquadra direttamente il monitor, vedete, quella è un'altra telecamera, non è la stessa, e quindi diciamo che tutto sommato io mi organizzo, ho questo tavolino e lo uso un po' per tutto. Allora, vediamo qual è il difetto. Allora, attacchiamo la corrente, alla buona e meglio funziona, guarda, se funziona meglio così, sono più contento pure io. C'ho questa doppia spina, ok. Allora, questo è il cavo di corrente standard dei PC, questo è un case desktop che non si usano più da una vita. Andiamo ad accendere,
Ma dimmi te, è partito ragazzi, è partito. Andiamo a vedere se si vede qualcosa sul monitor. E allora sarà una live breve, vuol dire che ci abbiamo tempo per fare lo sfogliamo insieme. Andiamo a vedere LG, è comparsa la scritta LG, ok, e sta partendo correttamente, ma dimmi te, vedete, tante volte basta staccare addirittura solo staccata la corrente e riattaccare, vediamo, ci mettiamo una tastiera USB così riesco a mettere la password, almeno vi faccio vedere un po' come è configurato sto PC, attacchiamo sta tastiera da qualche pizzo, aspettate. Allora, intanto qui che dice? Gli aggiornamenti sono in corso, ma non possono essere stati gli aggiornamenti. Oh, vedete che non riesco a mettere una presa USB. Allora, questo è un mouse. Andiamolo a mettere il mouse USB. Ok. Allora, si è resettato da solo. Bene, 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 no, sono contento, però vi voglio far vedere come ho risolto il problema. Allora, F1 Mass Storage compatibile PF1 durante setup, PF2 load default e continuo, PF2 load default e continuo. Vediamo un po', e sta partendo Windows 11. No, e niente, funziona bene. Gli aggiornamenti sono in corso, tenere sempre acceso 77%. Oh, è incredibile, eh? Caspita, vorrei sottolineare una cosa, sei arrivato a 1000, eh sì, 1270 follower, una crescita pazzesca fino a pochi mesi fa, poco sopra i 250 iscritti, numero che portavi dietro da tantissimo tempo. Lo so, sì, farò un giorno una live dedicata proprio a questo, perché effettivamente YouTube è così, cioè è che è andato tra virgolette diciamo virale, ho fatto 500.000 visualizzazioni con un video e quindi lì ho fatto quasi 500 nuovi iscritti con un video solo, con uno short. Quindi pensate un po', è quello che mi ha portato avanti. Quell'unico video. Allora, qua che devo fare? Control Alt Gancio. Allora, password. No. Dio buono. Non mi ricordo la password. Che figo. Ah no, perché l'utente è sbagliato. Qui dovrebbe essere. Sì. Allora, l'utente è questo, però io devo entrare poi dopo con quell'altro. Allora, sta facendo il logon. Ti diamo il benvenuto, grazie, grazie che mi danno il benvenuto. Bene, bene, bene. Mi danno il benvenuto, però sta ancora girando. E va bene. È tutto rallentato però sto PC. Ah, password non corretta, entriamo con l'altro utente. Ma com'è possibile? No, c'è qualcosa che non va. No. Oh, l'utente è NAS. Ma che davvero? Mi sta prendendo in giro sto coso? No, 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 c'è qualcosa che non va però, eh. Qui vedete se sta lampeggiando, qui sta caricando da hard disk.
però c'è qualcosa che non va, c'è proprio qualcosa che non va. La password io me la ricordavo quella dell'utente. Oh, vabbè che posso essere smemorato, però. Allora, e niente, qui ci sono dei task schedulati, e ho usato Robocopy. Il cestino D è danneggiato, svuotare il cestino, sì. Eh sì, perché questo si è chiuso in modalità anomala. Vediamo perché ci stanno attaccati ancora i due hard disk. Disco sorgente, disco mirror. Ok, praticamente io con Robocopy, con il comando DOS Robocopy, vado a mirrorare il disco sorgente D sul disco mirror E. Ok, e questo viene fatto una volta ogni ora. Ah, voi lì non vedete perché è troppo luminoso. Vediamo un po' se riesco a diminuire un po' la luminosità di questo. Allora, configura video. No, così. Allora, è complicatissimo mettere in condizione una telecamera di riprendere un monitor. Ma se faccio predefinite non va. Diminuiamo la luminosità, ma meno di un tot la luminosità non me la diminuisce. Niente. Forse così quasi quasi. Ecco, applica, ok. Già si vede meglio, che così riuscite a vedere quello che c'è. Allora c'è un disco qui e un altro disco qui. Sono due dischi USB che dopo ve li faccio vedere. E praticamente il sistema in automatico mi fa il mirroring, praticamente ogni ora mi sincronizza i due dischi. Sincronizzare che cosa significa? Significa che se qui c'è, io cancello un file o lo rinomino, qui viene cancellato o rinominato anche di qua, ok? Se qui c'è, per qualche motivo non è possibile, ma se qui ci viene scritto un file in più, viene praticamente eliminato, perché questo, il mirror, deve essere sempre identico a quello sorgente, ok? Robocopy è un comando che è ancora disponibile anche in Windows 11, che con dei parametri particolari che io mi sono andato poi a studiare andando a vedere proprio le funzioni di questo comando Robocopy. C'è un parametro che ti permette di fare il mirroring esatto di una cartella, di un hard disk su un altro hard disk, oppure su un'altra cartella. Tra due cartelle le puoi fare identiche. Ok, ovviamente tu devi lavorare sempre sulla cartella principale, e ogni volta che viene lanciato, per esempio con un task scheduler, quel comando Robocopy, lui va a fare, diciamo, il mirror, cioè lo specchio identico di quel disco sorgente. Allora, andiamo, no, non volevo vedere questo, vi volevo far vedere una cosa, non mi ricordo, un attimo solo. Allora, qui vabbè, qui c'è il disco sorgente, come vedete ogni tanto c'è vabbè, voi da là non so se riuscite a vederlo, ma c'è il circolino di Windows 11 che gira, perché appunto viene lanciato, è mezzogiorno in questo momento ed è stato lanciato appunto Robocopy in background. Allora, che vi volevo far vedere? Non mi ricordo. Poi ovviamente qui c'è Remote Desktop Server attivo, perché io mi ci connetto solo con Remote Desktop. Che altro vi posso far vedere? C'è... Ah, qui tra l'altro ho attivato, essendo questo un NAS, ho attivato tutte le funzionalità di LNA che servono per condividere in rete i contenuti multimediali, siano essi immagini, filmati o solamente audio. Ok? Quindi vengono condivisi con tutti i dispositivi che supportano protocollo DLNA, SMB, CIFS o chi più ne ha più ne metta, tutti i protocolli che permettono di vedere in rete un NAS, diciamo un Network Attached Storage. Quindi questo sembra Windows 11,
ma è configurato totalmente per fare da Network Attached Storage, quindi da NAS.